Le piante dell'orto, si sa, hanno bisogno di cure e acqua costanti. Nel quartiere Madonna Pellegrina, a Padova, vicino alla scuola primaria Daniele Manin, gli insegnanti ne hanno creato uno. È uno dei posti in cui si socializza, in cui si impara e si impara a stare con gli altri, si impara a prendersi delle responsabilità, a prendersi cura di esseri viventi, piccoli. E un'altra cosa speciale è questa prendersi cura per lungo tempo di qualcosa. Non accade niente in un attimo, come accade sul cellulare, sul tablet, no? È qualcosa che ha bisogno di tempo. La campanella però ha suonato a giugno, l'ultimo giorno di scuola. Cosa fare dell'orto? Gli anni scorsi venivano tolte le piante, quest'anno invece si è deciso di donare un nuovo luogo di aggregazione al quartiere ed ecco allora i guardiani dell'orto. Insieme alla mia famiglia ehm, innaffieremo e aiuteremo a togliere le erbacce che sono veramente tante in quest'orto, direi. Prenderci cura di qualcosa che è uno spazio scolastico, però è uno spazio di confine, per cui è giusto abitarlo anche come famiglie, anzi è un modo per interessarsi alla scuola e alla fine alla crescita dei nostri figli. Socialità e ambiente anche tra le vie della città per riscoprire il piacere di stare insieme e la ciclicità della natura. Questa adesso è sia della scuola ma anche a uso della comunità. Come membro della consulta abbiamo fatto da ponte tra il comune e la scuola per poter adibire quest'area finalmente ad orto, a dotarla di una entrata indipendente dalla scuola per il periodo estivo. Grandi e piccoli insieme per lavorare giocando e per scoprire anche gusti nuovi. Quando qualcosa non mi piaceva, l'ho assaggiata e mi piaceva di più perché era stato anche un motivo in più mangiarla.